Voi dite noi non facciamo nessun tipo di occupazione, anzi cominciamo la giornata di protesta per il lavoro con una preghiera. Sì, e noi anche l'altra volta c'è stato un equivoco e ci hanno comunque fatto dire delle cose che noi non abbiamo assolutamente detto. Noi siamo qua sempre per reclamare la nostra situazione, per portare a conoscenza di tutta l'opinione pubblica agrigentina la nostra situazione di precari che siamo stati tagliati fuori dal lavoro. Voglio dire questo, stamattina noi iniziamo una manifestazione già autorizzata dalle autorità competenti. La manifestazione ha una durata, è dalle 9 alle 20 di sera, tutti i giorni fino a venerdì. Questa manifestazione noi la vorremmo iniziare oggi e la iniziamo con una preghiera ed è quella preghiera che noi avevamo intenzione di fare dentro la cappella, a cui ci è stato impedito. La nostra preghiera è per Papa Francesco e per il nostro Cardinale Francesco. La facciamo insieme tutti. Comunque voglio dare notizia invece di un fatto, che dopo essere certi che comunque il nostro Cardinale, la nostra Chiesa è sempre vicina agli ultimi, ai bisognosi, la nostra Chiesa Agrigentina ha ricevuto un tono con la nomina di Don Franco a Cardinale e non è un caso, è un segno del Signore. Però ora la nostra attenzione la rivolgiamo anche ai nostri politici, che sono coloro che comunque si devono occupare della nostra situazione e darci delle risposte. Non vogliamo promesse, non vogliamo strumentalizzazioni, noi vogliamo la soluzione del problema. E quindi avevo preparato io due parole proprio così. Chiediamo lavoro, noi precari dell'associazione Asso, al Presidente della Regione, al Vicepresidente della Regione Mariella Lobello, all'Assessore Lucia Borsellino, al Presidente della Sesta Commissione Sanità Onorevole Di Giacomo e a tutta la Deputazione Agrigentina nazionale e regionale. La soluzione al problema della perdita di lavoro delle 100 famiglie, lavoratori ausiliari storici a contratto licenziati. Chiediamo anche, in virtù dei fatti che ci sono, nuovi bandi, nuove sulla Gazzetta Ufficiale, l'assessore alla sanità finalmente pensa ai concorsi. Chiediamo comunque che ci sia un'attenzione particolare proprio per la nostra situazione agrigentina, di queste 100 famiglie che in 20 anni si sono succedute a contratto. Fino a ora a me non mi è pervenuta nessuna conferma di trovare soluzione al caso degli ausiliari storici agrigentini.